E si parte con questa partita tra Ardea e Ferentino. Di nuovo la squadra di casa, il lancio lungo verso Cimino che riesce a controllare, calcia, palla che si spegne al lato. Il Ferentino è in possesso di palla con Frattali per Rossi, ancora cerca la soluzione centrale, la palla passa, attenzione però a quell'errore di Cimini in uscita, il tiro di Rossi, la risposta di Ambrogi, poi gioca una palla rischiosa, palla però che passa, attenzione a Rossi che cerca il tentativo sul secondo palo, il rischio dell'arbitro è un passaggio verso Frattali che non calcia, ancora però il tacco per Campoli che calcia, Ambrogi si fa trovare pronto, poi la palla resta lì, che cerca di tenere in qualche modo questo pallone anche in acrobazia. Riesce a far passare il pallone per Cimini, poi qui la palla ribattuta, quasi diventa un tiro. Attenzione qui a Galasso che mette giù il pallone di Ambrogi, lancio lungo, Toti chiude. Allora Rossi fa partire il contropiede 2 contro 1. Rossi il tiro! Ambrogi ci mette i piedi. Poli Rossi cerca di tenerla in qualche modo, poi prova a giocarla, prova a far partire il contropiede, non riesce, allora Di Ruzza si porta il pallone in avanti. Di Ruzza la mette in mezzo. Qui brutta palla di Gobbi per Atila che però è bravo a tenerla in qualche modo, poi si lotta sul pallone, ancora Atila che permette di far ripartire il contropiede, attenzione ad Atila va dritto in porta e si divora il gol dell'1-0. Ancora la palla verso Frattali in zona centrale, c'è lo spazio per Di Ruzza, Ambrogi con una gran parata, ancora la palla per Frattali, il tentativo, la risposta di Ambrogi, ancora il Ferentino in avanti, palla scaricata fuori per Frattali che tira in porta, palla, il tentativo in avanti, prova a passare, poi il tiro di Pro, ancora la risposta di Ambrogi, fallo laterale per i padroni di casa con Atila che cerca la palla alta verso Cimini che si coordina e quindi ancora il Ferentino a poter gestire questo possesso di palla. Il tentativo in avanti per Pro che cerca qui molto cercata questa soluzione lunga da parte della squadra di casa. Qui intanto ancora un'altra occasione per Rossi, palla gestita dal Ferentino, Frattali si coordina per calciare, il tiro centrale, Ambrogi in due tempi, ancora però adesso la palla recuperata dal Ferentino che prova a spingersi in avanti, altra occasione, due volte Gobbi, poi Ambrogi, succede di tutto. Esposito voleva il pallone perché aveva fatto una sovrapposizione ma era un po' difficile da servire, fallo laterale per l'Ardea con Andrea Gobbi, la palla per Esposito che la tiene in mezzo a tre praticamente. Quindi cerca l'azione l'Ardea che qui prova a passare con Esposito, Scaccia lo ferma fallosamente secondo Esposito, non secondo l'arbitro che sta lasciando giocare parecchio in questi momenti. Qui attenzione ancora al tiro improvviso di Scaccia, proprio perfetto di Campoli, e allora la palla di nuovo in possesso dell'Ardea con Esposito che calcia, tiro, Andrea Gobbi sul punto di battuta, passaggio per Atila in area di rigore che cerca di passare in qualche modo, Gobbi prova a calciare, palla che viene ribattuta ancora dalla difesa del Ferentino. Gobbi il passaggio dentro, Frattali si mette in mezzo, poi Carioti prova a recuperare, non riesce, allora può andare a ripartire il contropiede del Ferentino con Di Ruzza che calcia, palla che verso Atila, però è stata furba la difesa del Ferentino a farsi trovare pronta e finisce qui il primo tempo sul punteggio di 0-0. E si riparte con il secondo tempo di Ardea Ferentino e provare a salire. Qui la palla anticipata da Cimini che fa far partire il contropiede con Cariati che calcia, palla di poco fuori e adesso però batte velocemente Toti con Rossi che prova a passare, deve scaricare il pallone indietro, Di Ruzza calcia e arriva finalmente il gol del Ferentino dopo tantissime occasioni, blocca la partita il capitano Di Ruzza ed è 1-0. La palla in avanti per Rossi, palla scaricata all'indietro per Frattali, ancora per fortuna. Rossi cerca il calcio, potente, Galasso sul punto di battuta, calcia in porta diretto, non riesce, allora
di nuovo il capitano Di Ruzza, bella palla per Fortuna, Fortuna calcia, cercando il secondo palo, non riesce, l'ultimo tocco era di Frattali che quindi giustamente tiene il pallone in campo, allora fa partire il contropiede per Rossi, lato esterno, cerca il secondo palo, Ambroggi anticipa, e Gobbi con un tocco non preciso, però è bravo Galasso a sfruttare il corpo, cerca anche la conclusione. Andrea Gobbi in avanti per Esposito che prova a girarsi, prova a saltare Frattali, non riesce, allora può andare a partire il contropiede, Fortuna per Frattali che calcia! In questo caso non è perfetto Ambroggi, arriva il 2-0 del Ferentino con il numero 10 Frattali che permette alla squadra ospite di allungare sui propri avversari. Il Ferentino, qui attenzione ancora però la palla recuperata con Pro che scarica sul secondo palo, non riesce, poi qui Ambroggi cerca di rilanciare il pallone veloce, Galasso prova a saltare, Frattali, Galasso cerca la conclusione, ribattuta, poi la palla resta lì, può andare a ripartire con il numero 11 Coppotelli, la palla scaricata dentro, bellissima azione, bel passaggio da parte di Piccirilli, però la palla viene anticipata, allora Coppotelli ancora per Piccirilli che calcia, Carlo non riesce, alla fine però arriva Atila prova a girarsi, scarica il pallone sul lato per Rammacca ancora per Atila la palla fuori per Gobbi prova a passare, alla fine è tale l'Ardea, quindi può andare a gestire di nuovo il pallone. Gobbi, tentativo in avanti per Cimini, è una grande palla e arriva il gol del 2-1 per l'Ardea che prova ad aprire i giochi con una splendida palla di Andrea Gobbi per Cimini che trova il gol, però alla fine l'Ardea la recupera. Cimini, la palla in avanti per Carioti, la palla è sbagliata, allora Coppotelli recupera il pallone e calcia all'angolino ed è 3-1 per il Ferentino. Arriva il terzo fallo anche per l'Ardea, palla che viene battuta rapidamente, Rossi cerca il tentativo dentro, ancora Coppotelli, ancora Ambroggi, resta quindi in pressione offensiva l'Ardea, attenzione al tiro qui di Galasso, prova ad intervenire Esposito su questo pallone e lo recupera, Esposito torna all'indietro da Gobbi che ha spazio, prova a calciare Gobbi, poi qui Rossi inciampa sul pallone, prova ad impedire all'Atila di ripartire, ma Atila riesce a passare, Atila è bravo Totti a chiudere, la recuperata dall'Ardea che vuole provarci, quantomeno ad accorciare Galasso, il tentativo, Totti, poi la palla resta lì, Esposito, 3 volte Totti che salva la situazione dalla fine del tempo regolamentare, poi ci sarà sicuramente un minuto di recupero, qui tanta attenzione a Galasso che calcia e fa un gol pazzesco gol di Galasso che accorcia le distanze e ci regalerà un minuto di pura passione perché siamo sul 3-2. Adesso Di Ruzza ovviamente batte la rimessa con estrema calma, come è giusto che sia, e non c'è più tempo, finisce qui, il Ferentino vince 3-2 in casa dell'Ardea con tante occasioni ma ne ha sfruttate poche, poi il brivido finale del gol dell'Ardea che però non riesce a pareggiare la partita. Allora, eccoci con Simone Ambroggi dell'Ardea, il migliore in campo per quanto riguarda la squadra di casa, però purtroppo è arrivata comunque una sconfitta. Un brivido finale con il tentativo di riuscire a ribaltarla, però ecco, commento a caldo sulla gara. È stata una bellissima partita, loro si sa, sono una grande squadra, non l'hanno mai persa in campionato. Noi abbiamo provato con tutti i modi a rendergli la vita difficile, soltanto che ci ha detto un po' male. Sul secondo gol magari ho peccato anch'io che potevo fare un po' meglio, però mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra perché ci siamo sacrificati ed è questo che dobbiamo fare da adesso in poi se vogliamo giocare per la salvezza, diciamo. Ecco, per l'appunto, quindi questa sconfitta chiaramente è un po' sicuramente insomma un problema per quanto riguarda il vostro discorso di classifica, però ecco, comunque avete mostrato dei buoni segnali in questa partita e quindi immagino che per voi l'obiettivo salvezza sia ampiamente possibile. Sì, dobbiamo ripartire da qui, dalla prestazione di oggi, secondo me, che è stata una buonissima prestazione,
È il sacrificio quello che ripaga tutto, secondo me, e se mettiamo quello in campo poi secondo me possiamo ricevere i frutti. A posto. Eccoci con il mister Elio Manni del Ferentino. Una vittoria importante perché comunque vi avvicina al vostro obiettivo della promozione. Insomma, è stata una partita comunque molto sofferta, con brivido finale anche con il gol dell'Ardea praticamente a un minuto alla fine. Ecco, un commento a caldo sulla gara. Non ci facciamo mancare niente, abbiamo avuto io un minuto di brivido finale su una partita che tutto sommato è stata combattuta, però l'abbiamo comunque sempre gestita noi, anche se l'Ardea ha fatto una bella partita, ha difeso bene, con ordine, insomma ci ha creato parecchi problemi. Però ecco, l'importante era alla fine il risultato, lo sapevamo che oggi era decisivo in ottica chiusura del campionato sabato prossimo, visto che abbiamo il primo match point in casa col Gavignano e logicamente ci teniamo a chiudere in bellezza. Ecco, per l'appunto, settimana prossima c'è questo match point, come tu giustamente l'hai definito, proprio contro il Gavignano, quindi insomma immagino che l'obiettivo sia quello di vincerlo, portarlo a casa e poi ecco, poter festeggiare. Adesso abbiamo prima un ulteriore scoglio che è martedì, il quarto di finale di Coppa Lazio, che è un derby con la MB Frosinone, e quindi adesso l'attenzione la spostiamo da stasera fino a martedì su questo, che è un'altra partita molto impegnativa e molto importante che tutti quanti aspettano con grande curiosità. E poi dopo martedì penseremo al Gavignano. Ok, perfetto. Grazie.